Amici di QDP News, a una decina di giorni dalla fine del 100° Giro d'Italia siamo a Storia Vini in compagnia di Filippo Polegato. Ciao, Ciao. benvenuto per raccontarci un po' l'esperienza, no? Che è stata quella di Astoria al Giro 100. E a Filippo io chiederei per prima cosa se è più deluso per il secondo posto di Nairo Quintana o più soddisfatto per le magistrali volate di Fernando Gaviria. Intanto buonasera a tutti e un saluto a tutti agli amici di QDP News. E sicuramente sono comunque italiano a tutti gli effetti, logicamente, però sono nato in Colombia, quindi c'è comunque un attaccamento alla Colombia speciale, quindi Nairo Quintana per me comunque era comunque uno dei favoriti e sarebbe stata una bella cosa la sua vittoria, però ricordiamoci sempre che Astoria è un'azienda italiana legata comunque al territorio, siamo comunque anche partner del Bahrain Merida Pro Cycling e quindi comunque c'era comunque il supporto verso Vincenzo Nibali, il capitano della Merida, del Bahrain Merida, e quindi questo attaccamento comunque all'Italia e al mondo sportivo italiano. Un giro da podio comunque con Quintana e Nibali per Astoria, un giro combattutissimo fin dalla prima all'ultima tappa che poi ha visto la grande vittoria in maglia rosa a Milano in maglia rosa di Tom Dumoulin, che è arrivato proprio a cronometro a conquistarsi il giro, ma fino al giorno prima un giro davvero incertissimo, e noi l'abbiamo anche visto proprio sul muro di Cadelpoggio, eravamo lì, una grandissima festa rosa di tutto il territorio. Quando il giro passa sulle nostre strade è una grande festa. Sì, sicuramente diciamo che il Veneto è una di quelle regioni in Italia dove oltre al calcio il ciclismo sicuramente è uno sport di riferimento che ha sfornato anche nel passato diversi campioni e durante le strade a Cadelpoggio, ad Asiago e anche nel Grappa c'è stata veramente un'affluenza di persone in bicicletta e non importante. Qual è l'emozione di vedere la propria bottiglia, il proprio prodotto in mano ai campioni sul podio dopo delle tappe straordinarie? Ma sicuramente è un'emozione, un orgoglio particolare, perché noi diciamo sempre scherzando che siamo vincitori ogni giorno, visto che ogni giorno e ogni tappa il vincitore e la maglia rosa alzano comunque una bottiglia marcata a Storia, comunque che fa parte comunque di quello che è il territorio, però ripeto, per me è un orgoglio sicuramente per la nostra azienda, però il secondo orgoglio va innanzitutto anche al territorio, perché noi oltre a rappresentare Astoria rappresentiamo il Conegliano Valdobbiadene di OCG, quindi la zona del Prosecco, e quindi per noi è un orgoglio aver fatto vedere a 180 televisioni collegate nel mondo il nostro marchio e il territorio. Sesto Giro d'Italia, il bilancio com'è? Sicuramente positivo. Ma è il sesto Giro d'Italia per noi, come appena detto, quindi diciamo che per noi dopo 6 anni c'è comunque un certo tipo di esperienza, e devo essere sincero che il sesto anno, sicuramente per il fatto che è il centenario, sicuramente per il fatto che si è passati da Rai 2 a Rai 3 come messa in onda, ha generato comunque un interesse particolare, però quest'anno per noi è stato un anno veramente significativo, anche perché abbiamo visto anche sotto il lato commerciale la bottiglia ufficiale del Giro d'Italia ha avuto un riscontro veramente notevole in tutta Italia e non solo. Rai 2 e Rai Sport, quindi una novità che ha influito anche appunto sulla visibilità. Ma questo territorio, questo prodotto del territorio in queste settimane insomma sta giocando una partita molto importante, che è quella della candidatura UNESCO. Come si pone Astoria in questo senso? Noi in questo periodo speriamo veramente vivamente che questa candidatura si finisca comunque sotto il lato positivo, perché comunque noi come Astoria, ricordo, oltre alla nostra cantina dove abbiamo comunque una decina di ettari intorno, abbiamo una nostra tenuta dove sono una sessantina di ettari, 40 ettari vitati, e quindi noi ci stiamo sicuramente adoperando a potenziare, a migliorare quelle che possono essere le possibili visite del turismo enogastronomico, e speriamo veramente che questa candidatura passi, perché sia per Astoria ma per tutto il territorio genererà un indotto veramente importante e di lustro per tutto il mondo enogastronomico.
E allora QDP News ringrazia e saluta Filippo Polegato e tutta l'azienda Astoria per questa grande testimonianza. Grazie.